Entra nel vivo in Liguria il progetto europeo Via Mare, nato per favorire la mobilità dei lavoratori e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle regioni coinvolte dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo. In Liguria saranno attivati 3 Mare Center alla Spezia, Ventimiglia e a Genova, quest'ultimo dedicato in particolare alle professioni della Blue Economy. Gli spazi offriranno servizi di informazione e orientamento. Torna a Lumarzo Hello Frank, la manifestazione dedicata alla memoria di Natalina Dolly Garaventa, mamma di Frank Sinatra, nata nella frazione di Rossi. L'appuntamento, giunto alla 19ª edizione e patrocinato da Regione Liguria, è in programma mercoledì 26 e giovedì 27 agosto nel piazzale della Piscina di Lumarzo, con 2 serate di musica e spettacolo. È terminata alle 12 l'allerta meteo gialla per temporali sul Levante Ligure tra Portofino e Sarzana. Sulla Liguria si sono registrati temporali di moderata intensità, colpi di vento con raffiche fino a 100 km/h nel comune di Ventimiglia e numerose fulminazioni, circa 21.000 misurate nella serata di ieri. Il tempo rimarrà instabile anche nei prossimi giorni, con un probabile peggioramento per la giornata di venerdì. Il convento di San Domenico di Taggia è al momento il luogo ligure più votato nella 13ª edizione del censimento I Luoghi del Cuore, promosso dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Il censimento resterà aperto fino al 15 dicembre sul sito fondoambiente.it. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.